TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Se un giovane arbitro donna viene fatta segno di insulti sessisti da parte di un'altra donna, significa che dobbiamo prendere atto con sconcerto che ci sono situazioni nelle quali non esiste più nemmeno la vergogna. Si vergogni invece chi ha proferito quelle offese e sia orgoglioso di se stessa la giovane arbitra alla quale va tutta la mia solidarietà. Quanto alla colpevole degli insulti, per lei mi auguro il DASPO. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione al brutto episodio accaduto in un palazzetto a Motta di Livenza, dove una spettatrice ha rivolto pesanti insulti sessisti all'arbitro, una ragazza di 18 anni, nel corso dell'incontro di basket tra il Motta e il Feltre. Episodi di questo genere, aggiunge Zaia, fanno parte di quell'ambito della vita quotidiana nel quale ancora non si è riusciti a eradicare l'aggressività, la violenza verbale o fisica. Forza Alice, conclude Zaia, hai dimostrato carattere e resilienza. Continua a coltivare la tua passione con orgoglio e con l'augurio di vederti fischiare su campi di categorie superiori. Ancora cronaca. Il sindaco di Treviso, Mario Conti, ha effettuato un sopralluogo al sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Treviso, dove nelle prime ore della mattinata, a causa del maltempo, si è verificato un allagamento. Il problema è dovuto a una tubazione di scarico situata all'interno di una proprietà privata che provoca un rigurgito dalla griglia posta sulla sommità delle scale di accesso ai binari da via Dandolo, con il conseguente allagamento del passaggio pedonale. Le parole del primo cittadino che aggiunge: "L'intervento necessario per risolvere definitivamente la problematica, già commissionato dopo un episodio analogo verificatosi il 27 febbraio, prevede la realizzazione di un bypass dello scarico esistente e malfunzionante, tramite una tubazione esterna in acciaio inox che verrà collegata direttamente alla rete fognaria. Per completare l'opera saranno necessari alcuni giorni e contiamo di ultimare l'intervento nei primi giorni della prossima settimana." Cambiamo argomento. È mancata, dopo aver superato la soglia dei 100 anni, Maria Kujek Paludetti, nata in Slovenia nel 1924. Maria si è spenta serenamente, assistita e circondata dall'affetto dei suoi cari, nella sua casa a pochi metri dallo storico negozio di Viale della Vittoria 239. Approdata a Vittorio Veneto per amore, ha dato inizio nel 1945 col marito Francesco Paludetti, conosciuto durante la Seconda Guerra Mondiale, mancato nel 2007 a causa di un incidente stradale, ad un'esperienza imprenditoriale nel commercio di calzature tra le più intense e durature del secolo, che oggi continua a far parlare di sé. Antesignana dell'imprenditoria femminile, ha sempre promosso il lavoro delle donne anche nel proprio negozio, prendendosi sempre cura della famiglia. È stata protagonista indiscussa per ben 75 anni, fino al 2021, di una grande stagione di moda e di commercio. Il funerale si terrà domani, martedì 11 marzo, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Salsa, dove questa sera si è recitato il rosario. Maria riposerà nel cimitero di San Giacomo di Veglia. Cambiamo argomento. Dopo la felice esperienza di qualche anno fa con pappagallini e coniglietti e ariete, al centro servizio alla persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto è partito un nuovo progetto di pet therapy. Protagonisti questa volta 7 cani di diverse razze: Barbone Nano, Border Collie, Labrador Retriever e Simil Corso, seguito da un team di 3 professionisti. L'iniziativa prevede 10 incontri durante i quali gli ospiti si prenderanno cura in vari modi degli amici a quattro zampe, attraverso attività mirate che prevedono l'accudimento, il contatto fisico, il dialogo, il movimento, il gioco, l'empatia e la socialità, perché anche gli ospiti più fragili possano beneficiare degli effetti positivi degli incontri e dell'interazione con gli animali. Uno dei cani andrà a salutare gli anziani allettati direttamente nelle camere. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.